Per il settore scuola è stato attivato dall'INAIL un fondo per i familiari di studenti vittime di infortuni. Ciò è avvenuto grazie alla registrazione alla Corte dei Conti del decreto interministeriale del 25 settembre, con cui sono state definite le modalità per l'accesso al fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, ampliando la tutela infortunistica in favore di quei studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro del Lavoro e prevede un sostegno economico fino a 200.000 euro. Il decreto chiarisce requisiti e criteri di determinazione delle prestazioni e le modalità per accedere al fondo, strumento istituito per garantire un sostegno economico fino a 200.000 euro ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Le somme saranno erogate entro 30 giorni, ma entrando nel dettaglio cerchiamo di capire meglio chi potrà accedere al fondo, in che modo. Il sostegno economico spetta con parità di diritto al coniuge superstite e ai figli. In mancanza di questi potranno presentare la domanda di accesso al fondo i genitori, i fratelli o le sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo. In mancanza anche i genitori o fratelli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado. La domanda deve essere presentata direttamente all'INAIL della sede competente. Il sostegno economico sarà erogato entro 30 giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Il fondo non limita ulteriori richieste di risarcimento da parte dei familiari. Il sostegno economico proveniente dal fondo è cumulabile con l'assegno una tantum dell'INAIL, recentemente incrementato fino a 11.612 euro, che copre le spese sostenute in seguito alla morte dei lavoratori. Inoltre non è soggetto ad azioni di rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari e dello studente, in attesa della predisposizione dell'apposito servizio per la presentazione con modalità telematica delle domande di accesso al fondo. Tutte le sedi dell'INAIL sono a disposizione per chiarimenti e supporto nell'invio delle domande.